La decisione del governo Meloni di impugnare la legge siciliana a prima firma dell'onorevole Dario Safina, deputato regionale del PD in Sicilia, garantisce la presenza dei medici non obiettori negli ospedali pubblici è un grave atto miope e profondamente ideologico. A intervenire oggi è la deputata nazionale del Partito Democratico Giovanna Iacono, dopo la decisione del Consiglio dei Ministri, su proposta dei ministri Schillaci e Roccella, di impugnare il provvedimento della Regione Siciliana che introduce l'obbligo di assunzione del personale medico non obiettore nelle strutture sanitarie pubbliche dell'isola. Invece di affrontare un problema reale in Sicilia, in molte strutture oltre l'80% dei medici è obiettore e l'interruzione volontaria di gravidanza è di fatto impossibile. Il governo sceglie di difendere lo status quo, voltare nuovamente le spalle alle donne, prosegue la deputata del PD Giovanna Iacono. Quella approvata dall'Assemblea regionale siciliana su iniziativa dell'onorevole Dario Safina non è un'iniziativa parlamentare contro qualcuno, ma una legge finalizzata a garantire ciò che già la 194 prevede da oltre 40 anni, cioè libertà di scelta, tutela della salute, rispetto della dignità femminile. Il Consiglio dei Ministri ha deciso di colpire una norma di civiltà per inseguire una linea politica che sacrifica i diritti sull'altare della mera propaganda, del consenso ideologico. Questo non è governare, è usare le donne come terreno di scontro politico. La Sicilia ha avuto il coraggio di guardare in faccia un'emergenza e provare a risolverla. Roma invece si gira dall'altra parte e blocca chi lavora per garantire i LEA, livelli essenziali di assistenza. Manifesto, conclude la parlamentare agrigentina Giovanna Iacono del PD, pieno sostegno all'iniziativa parlamentare di Dario Safina. I diritti non si toccano, la legge 194 si deve applicare e nessuna impugnativa ci farà arretrare di un passo.